spiego anche il motivo per cui abbiamo voluto sostenere quest'anno questa cosa. Come alcuni già sanno, uno dei nostri associati storico, un veterano, ha avuto da una parte un bel evento, dall'altra un po' meno bello, nel senso che ha avuto una nipotina che è nata, che però aveva un problema grave di una malattia rara, quindi questa bambina ha bisogno necessariamente di un trapianto, quindi diventava spontaneo per noi che ogni anno ci prodighiamo in qualche iniziativa di aiutare i ragazzi, i giovani e il mondo giovanile. Quando lo si può fare nel rugby, bene; quando non è rugby va bene lo stesso, perché comunque è un aiuto. E quest'anno appunto abbiamo quindi appoggiato la causa dell'Admon, perché diventava spontaneo farlo. Nel gioco della vita ogni tanto succede che un cromosoma si inceppa e quando questo 9 e 13 si incontrano c'è una leucemia oppure ci sono altre malattie e sappiamo che ad oggi, dopo 30 anni, perché dico dopo 30 anni? Perché nel 91 io ho perso mio fratello e l'unica cura all'epoca era trovare un donatore. E oggi stai bene, domani cominci ad avere un po' di febbre, sei un po' dimagrito, dai colpa a questo, dai colpa a quello e ti dicono: guarda, è una linfoide acuta o è una mieloide acuta, dobbiamo andare a trapianto. Cominciano a cercarsi i fratelli, la compatibilità quasi sempre, se si hanno fratelli, si può trovare. Nel mio caso eravamo in 4, nessuno era compatibile. Per cui si va al registro e per cui si va alla ricerca di un donatore non consanguineo. Ancora una volta i rugbisti ci mostrano quanto grande è il loro cuore e lo vediamo con questa associazione Under 100 che è dentro al Mogliano Rugby, che sono le memorie storiche, sono i vecchi del rugby moglianese che insegnano e danno il buon esempio ai più giovani anche con le loro azioni di solidarietà e di beneficenza. Quindi ogni 2 o 3 volte all'anno vengono in piazza a Mogliano a raccogliere fondi con dei banchetti benefici, e questa volta i fondi vengono dati ad ADMO, che è un'associazione che fa un lavoro importantissimo. Io lo dico a tutti i maggiorenni: è bello diventare maggiorenni perché si possono fare tante cose, si può votare, si può guidare la macchina, ma si può anche donare il midollo osseo o donare il sangue, che è una cosa bellissima. Poi mi piace anche sottolineare sempre che uno che comincia a giocare a rugby diventa rugbista ma non smette mai di essere rugbista, e questa è la dimostrazione, insomma, magari qualcuno un po' più maturo con l'età che però è ancora in prima linea a spendersi per tutta l'intera comunità, perché nel rugby c'è anche un'altra parola che è fondamentale, che è quella del sostegno, no? Quindi avanzare ma essere sicuri che dentro di noi c'è un nostro compagno che ci dà una mano. Questa è la filosofia che secondo me dovremmo portare non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana, ed è una filosofia assolutamente vincente. Quindi un ringraziamento veramente per tutto il lavoro che fa ADMO, che fa il rugby mogliano, che fa l'Under 100 e anche e soprattutto chi sostiene queste tipologie di progettualità, quindi grazie. E l'esempio che date con il vostro volontariato, con i vostri banchetti, con gli sforzi anche per raccogliere dei fondi a fini benefici, è bellissimo l'esempio dell'ADMO, insomma anche questa bella donazione che fate, insomma ci dà un grande insegnamento. Poi tornare qui insomma è sempre un piacere, questo è uno dei posti più belli di Mogliano, ma perché c'è il cuore, si respira una passione grande, e voi prima di tutti la trasmettete anche alle giovani generazioni, quindi grazie per quello che fate. Quindi spontaneamente quasi ci siamo messi in gioco tutti quanti per cercare di dare un aiuto in tutti i modi, sia nel fare
divulgare la notizia, di avvicinarsi all'Atmo, sia di essere presenti con il banchetto del 25 aprile con i volontari dell'Atmo comunque che erano là con noi, sia anche giocando con la maglia dell'Atmo, e questo è importante, siamo anche orgogliosi di averlo fatto. Diciamo è una piccola soddisfazione, ma che dentro di noi è bello avere, e per questo invito tutti quanti, provate anche voi questa cosa, provatela perché è importante.